Oggi facciamo la nostra passeggiata di allenamento che facciamo quasi sempre. Partiamo dal nostro paesino che è Gaglio, a quota circa 1093. Dovete sapere che siamo qua sull'altopiano dei 7 comuni e questo è il comune più alto di tutta la provincia di Vicenza. Che bello ragazzi, oggi si gioca in casa. Sì. Vi ricordate questo inizio ragazzi, questo inizio video? E adesso andiamo a fare l'Ungara, saliamo e andiamo a trovare un amico che si trova a Malga l'Ungara di dietro. Sorpresa! È una sorpresa. Sì, perché lui ha detto sì ci sono, però non è che mi fido tanto Andiamo a salutarlo perché siamo in chiusura della stagione, per cui lui la Malga la chiude e quindi speriamo di trovarlo e gli facciamo un po' una sorpresa. Sì. Le tipiche Stoanplatten, le pietre piatte che delimitano molte antiche strade dell'altopiano, proprio belle, molto fotografiche. Intanto questa è la famigerata prima rampetta che ti distrugge il fiato subito. Infatti parlare fa un po' un casino quando si fa la rampetta qua. Qua hanno impiantato la vite, quindi hanno messo un vitigno ad alta quota, penso, no? Sì. Ci stanno provando. Ci stanno provando. Non è facile far la vite qua, Assolutamente. Bentornati o benvenuti sul canale ragazzi, siamo Andrea e Susanna. In questo canale vi parliamo di viaggi, esperienze turistiche, posti belli da vedere e lo facciamo in stile vlog, ovvero attraverso la nostra personale esperienza. Essendoci anche molte reazioni naturali, un bel canale che pensiamo possa essere spontaneo in questa maniera qua. Quindi iscrivetevi, lasciate un like se questo video poi vi piacerà e vi aspettiamo nei commenti. Intanto i più attenti di voi si saranno accorti che questo è il percorso che abbiamo già fatto con Winner e l'esoscheletro. Vi avevamo detto all'inizio che è un percorso che facciamo per allenamento molto spesso io e la Susanna e che avremmo voluto raccontarvelo nel canale. Pur essendo scontato, c'è una cosa che abbiamo sotto casa e in realtà ci rendiamo conto che racchiude dei posti veramente incredibili, dei punti di interesse tanto belli da condividere con voi. Uno di questi è il mitico trampolino del Paxdal, ci siamo proprio sotto, guardate che torre. Una volta sono salito su per fare delle riprese davvero impressionante. Soltanto immaginare che qualcuno si lancia da là per saltare con gli sci a me fa venire la pelle d'oca. Sì, assolutamente. È stato attivo dall'86 fino al 2002. Negli anni successivi ci hanno fatto qualche evento, mi ricordo quello in costume, ti ricordi che tutti venivano su mascherati per fare la salita al Paxdal? Sì. E poi piano piano l'hanno chiuso e quest'anno mi pare che hanno deliberato la demolizione dei trampolini più piccoli perché ce ne sono altri 2 di taglia più piccola. Ma questo è immenso, guardate che parete. Fa venire le vertigini guardarlo anche da sotto. Sì. Madonna. Beh, se sali su, là dentro ci sono tutte le scale che vanno su così, non finiscono mai. È un'esperienza. Sì, fate delle riprese. Sì. Una curiosità ragazzi, Paxdal in cimbro significa torrente. Infatti qui c'è una zona che è ricca d'acqua, vero? Qua sotto, sì. Qua sotto. E adesso affrontiamo questa bellissima collina con le mucche del Bepi di l'agriturismo Malga Spill. Ormai io ho spoilerato da chi andiamo. Tutto Andri, Bepi, arriviamo! Sempre bello qua, È un paradiso, casa di Agli. È un paradiso qua, veramente. Con Winner ce lo siamo fatti veloce, adesso ce lo godiamo un po' e ve lo facciamo vedere un po' meglio. Quadretto. Non so il dislivello di oggi, però partiamo da quasi 1100, no? E la Malga è a 1655, quindi un 550 metri più o meno, di dislivello. Entriamo in zona mucche. Guarda che bello, c'è una mucchetta! Messe qua così poi, in questo verde brillante perché è piovuto, vedi? Che oggi bello. è una giornata, infatti ripeto, splendida. Intanto il panorama inizia a essere veramente bellissimo, Prende il sole, belle. Quello è l'agriturismo Malga Spill, consigliatissimo. Si mangia bene, si sta bene, sono bravi, simpatici. Poi dopo vi facciamo conoscere il Bepi. Che vista da qui, Da qui in poi è sempre più bello. Questo è il primo step, avremo fatto 100 metri di quota e cambia tutto il mondo. Guardate, questo è un po' il centro abitato, il cuore dell'altopiano, con Asiago, Gaglio. Là si vede Campo Rovere, poi c'è Roana, Cesuna, tutti i campanili. E ci sono tante passeggiate che potete fare se venite in villeggiatura in vacanza qua, partendo a piedi direttamente dai centri abitati, così come abbiamo fatto noi.
c'è il Monte B che va sopra l'aeroporto, ce ne sono altri intorno al Caberlaba, c'è quella dell'osservatorio, molto bella. Sì, poi dopo insomma ce ne sono tantissime che vi consigliamo di fare se volete fare una cosa breve, easy, senza perdervi troppo nelle montagne più dietro. Questa sicuramente è una delle più panoramiche. Avete uno sguardo completo sul panorama, poi se trovate una giornata come oggi e la fate in brevissimo tempo, senza troppo allenamento, per cui ve la consigliamo proprio. Ottimo consiglio, Andre. Vai! Bravissimo! Oppla. E nel farlo questo bel percorso state attenti perché potreste entrare dentro dei pascoli. Avete visto, ci sono le mucche, c'è il filo spinato, per cui attraversiamo delle zone private, quindi sempre rispetto per gli animali innanzitutto, fate piano, comportatevi a modino. Devo fare qualche foto. Tra poco raggiungiamo un posticino, ragazzi, Da sogno. da sogno. Non fa vedere niente, Andre. No. Ragazzi, ci presentiamo la nostra casetta dei sogni. Con nostra mi ero quasi spaventato. Dico. Nostra di sogni che rimarranno sogni. Guarda che l'amico Fabbro dopo ti vede, dice fai piano. Conosciamo il proprietario. Che salutiamo. Non la darà mai via. Che salutiamo. E quindi noi continuiamo a sognarci sopra. Già mi vedevo, già mettevo una stanza, gli animaletti. Io qua ci starei tutto l'anno. Bellissimo qua. Fai vedere, Andy, che panorama che c'è. Guarda che roba, che casetta, ragazzi, da urlo. Poi è comoda perché nonostante è in quota è servita da una bella strada, si arriva anche con la macchina. Guarda i cavalli. Guarda se non è il paradiso questo. Guarda che questa è una foto magica, Andre, col cavallino sto l'albero. Ciao. Come stai? Sei piccolo te. Vai, guarda la mammina. Bravo. Bravo. Queste moscacce. Tanghino. Gelosia. Sì, perché guardi troppo i cavalli, non vuole. Guarda belli questi due pezzi. Sono bellissimi. Sono due pezzati da sopra. Susa, con Winner ci siamo fermati qua. Quindi da qua in poi, per chi guarda il video ha visto quello, è tutto nuovo. Questa è la riserva. Qua abbiamo visto dei cervi veramente bellissimi e grandi con dei palchi incredibili. E questa è la stagione dei bramiti. Quindi soprattutto verso la sera li senti ed è fantastico. Queste sono un po' di sceppaie di vaia, ci ricordano quell'evento là. Adesso stiamo quasi per entrare nel bosco. E questi sono i pezzi che prende l'amico Marco Martellar per fare le sue opere. Qua hanno lasciato proprio la sceppaia intera, ancora non l'hanno segata, c'è lo schianto, molto bellina da vedere. Bellina, insomma, non se ne vedono più tante, per quello è originale, non bellina. Per chi guarda questo video da altre regioni, dal sud Italia, non è proprio collegato con la montagna, vi ricordo che Vaia è stata un'immensa tempesta, forse un uragano di quelli devastanti, che è venuto il 29 ottobre del 2018 e ha distrutto milioni di alberi, ha tirato giù, sradicato milioni di piante tra il Veneto, il Trentino, in tutto il nord-est Italia. Anche in Piemonte è arrivato? Lombardia. Sì, e poi ha dato via ad una serie di eventi un po' catastrofici nel bosco, perché oltre l'estirpazione delle piante dopo è arrivato il bostrico, questo acaro, come si chiama, questa pulce che adesso mangia le piante da dentro sotto la corteccia e le fa morire piano piano. È un evento altrettanto disastroso quanto lo è stato Vaia. È triste proprio. Sì. Marcesina ha cambiato proprio configurazione, nel senso che senza gli alberi è una piana proprio è pelata. È stata comunque una roba pazzesca. piano piano i prati rinascono, la vegetazione torna su, si riprende i propri spazi, il territorio inizia a diventare di nuovo esteticamente bello, e quindi dai, anche se in effetti dal 2018 sono passati tanti anni, ancora i segni sono ben visibili. Questa strada qua è rinata adesso, era stata completamente martoriata da quei mezzi, quei trattori, non so come si chiamano, giganteschi che lavorano sui boschi, quei ragni con le pinze e i cingoli, perché per anni ditte dall'estero, dalla Slovenia, dall'Austria, sono venuti a tagliare questi legni, a portarli via, per cui c'era un gran via vai. Adesso questa cosa è un po' finita. Sì, per fortuna. Noi avevamo smesso di camminare qua perché era un cantiere, ti ricordi?
non ci camminavi, perché ci poi camminavi era più. tutto pantano. Sì. Però la strada è tornata bene, Pensavo peggio, invece è tornata bene. È un bosco di faggi, per la maggior parte, penso il 90%, perché non vedo altro. E sono bellissimi d'autunno, qua diventa tutto rosso. E quando entra il sole è uno spettacolo, foto incredibili. Dopo l'estate inizia quello che secondo me è il periodo più bello dell'anno, l'autunno. Vedi Andri, in un percorso così breve, abbiamo fatto 2,5 km circa, abbiamo già visto un sacco di cose. Sì. Quindi veramente è un percorso molto vario. Molto bellino da fare. Sì, vi divertirete sicuramente. E questa è una vecchia trincea, scavata proprio nella roccia. Qua ci sono le trincee, Susa. Lì abbiamo un vecchio rudere, però è meglio non avvicinarsi almeno da questo lato, perché lì c'è un centro di ricerca sperimentale sulle api. Ci sono delle arnie, vedo molte api fuori, guarda. E qui c'è i ripetitori, Rai e altro, che servono un po' tutto l'altopiano. E qua passa proprio la pista da sci delle melette. Ora noi siamo venuti da lì, da vedete le api. Di solito torniamo giù di qua e torniamo in Gallio, al centro di Gallio, mentre invece stavolta proseguiamo, andiamo su Longara, facciamo quella bella strada bianca là, una bella passeggiata per arrivare nella parte ancora più panoramica e poi andiamo a trovare il Bepi. Sì, qua ci sono i primi cartelli ragazzi e siamo alla Croce di Ongara, 1527 metri. Adesso noi proseguiamo direzione Casara Chiaretta. Passiamo nella via delle Malghe. Via delle Malghe, Longara davanti, 1614, con tante belle nuvole dietro. Guardate che spettacolo, che cartolina. Di pace soprattutto. Bellissimo. Infatti respira pace. Quella là è tutta la montagna della Meletta, dove ci sono le piste da sci, poi dietro ci sono dei percorsi, ragazzi, che se andate nel canale a scovare i video più vecchi di qualche anno fa, abbiamo proprio iniziato facendovi vedere tutti questi percorsi qua, anche d'inverno con la neve. Andate a vedere il Monte Fiorra, ragazzi. Abbiamo fatto il percorso Sì, del Monte Fiorra. il Monte Fiorra con la neve è bellissimo. Che freddo quella volta. Sì, abbiamo preso una sghiacciata mostruosa, una fatica con le sciaspole. Beh, nei nostri primi video abbiamo esplorato tutto l'altopiano, abbiamo fatto tanti bei percorsi, ma inizieremo a rifarli perché con un'ottica nuova e vale la pena farli rivedere. Ecco. Che cielo che c'è oggi. Vi presentiamo Di Bradbero. Guardate che meraviglia, questa iniziativa, questo è un tronco di un abete rosso che è stato divelto da baia e ha ritrovato vita. È diventata una piccola biblioteca dove possiamo prendere un libro e leggere qui guardando questo panorama incredibile. Bravi, ottima idea. E poi hanno scolpito anche sul legno questi bellissimi animali, il gufo, l'aquila, insomma è un capolavoro secondo me, è proprio un posto di pace incredibile. Vedete che bella che è la schiena dell'Ongara, con questa strada che la percorre tutta, bella anche d'inverno. L'inverno è bellissimo, ho visto quei tramonti da qua incredibili. Ma dove mi hai portato? Quella volta. della Tuscany sull'altopiano. Che luce, queste nuvole ci regalano dei bagliori bellissimi. Oggi è proprio la luce perfetta, Andri. Siamo arrivati alla Malga Ongara dietro, giusto? L'Ongara di dietro, sì. L'Ongara di dietro, Pedrio, era quella là. Abbiamo fatto 5,5 km partendo da giù, però bisogna considerare che il monumento del Papa è un po' più avanti. Appunto non possiamo stoppare, dobbiamo vedere. Sì. Dobbiamo arrivare là. Quindi ora non ci fermiamo dal Bepi, andiamo dritti al monumento. Ok. Bepi! È nato Mattia. Sto sempre sul... Davvero? Di dove sei? Noi siamo di Trento. Ah, di Trento? Sì, Trento, okay. dai! Grazie, grazie. Perché venite spesso anche noi siamo sulle sempre parti. Sì, sì, sì. E questo è tango. E lui è tango. Siamo appena tornati dalla Val Genova. Ah, bello. Ecco, vedete quello spiazzo con le bandiere? Lì è il monumento a Voitiva. È un altro punto di interesse, no? Carino. Sì. Perché poi alla fine basta poco, un monumento, un libralbero, un omino di pietra, tutti i punti di riferimento che sono semplici scuse per farti andare da un punto all'altro e farti godere la strada e l'ambiente che c'è
nel mezzo, quindi non c'è mai bisogno di fare grandi infrastrutture, grandi cose per godersi la montagna e l'ambiente. 2 o 3 chicche al punto giusto e via, si cammina. Anzi, tuteliamola questa montagna. Sì. Molto bello e importante una malga aperta che ti accolga, che ti dia da mangiare. Ritorniamo sempre lì, Sì. al solito punto. Vabbè, insomma, dopo che hai fatto 6 km ci sta. Ti viene un leggero languorino. Eccolo, 6 km adesso. Papa Giovanni Paolo II è stato qui il 16 luglio del 1988. Ragazzi, questo è il posto perfetto per salutarci. Abbiamo fatto esattamente 6 km e 400 metri. Una bella passeggiatina, adesso ce la facciamo tutta di nuovo indietro, però prima tappa dall'amico Beppi per berci qualcosa e mangiarci un bel formaggio. Grazie di aver visto anche questo video, mi raccomando un like, vi aspettiamo nei commenti e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima avventura ragazzi, ciao a tutti! Ciao! Ma questo è Beppi! numero uno. E poi è conosciuto da tutti. Buonino, Susanna. Wow, bellissimo! Qua miriamo il paradiso, tanto. Tira un po' di vento, là saremo più protetti. Siamo più coperti, adesso Forse fa andiamo freschino, là. Sta cambiando un po' il tempo, abbiamo fatto giusto, eh? Giusto, perché si sta nuvolando molto e avevamo la luce perfetta prima, Andri. Tada! Susa! Hai visto che bel taglierino, Andri? Oh, guarda anche la verdura. Che meraviglia! Sotto, attacchiamo. A tutti quanti. Evviva! Evviva lo speed! Oh, guarda chi c'è ora. Che c'è? Dove sono le vacche? Me lo dici dove sono? Dove le vacche? Dove le vacche? Dica, sì che comando cos'è vacche. Dica dove le vacche,